In compagnia del coach Frati nel dopo partita di Cavalieri San Donà, prima partita e prima vittoria stagionale, qualche sofferenza magari nella parte centrale del secondo tempo, come giudichi la prestazione dei tuoi ragazzi? Ma la giudico positiva soprattutto per l'attitudine e la voglia di giocare dimostrata. Avevamo preparato la partita per alzare il ritmo ogni volta che ci fosse la possibilità. E quando ci siamo riusciti, insomma, i risultati si sono visti. Il problema, torniamo sempre lì, noi cerchiamo di giocare a uno sport che diciamo che non è capito forse oggi non è stato capito bene dal signore che ci è venuto ad arbitrare. Peccato, perché cerchiamo di fare qualcosa di nuovo noi vogliamo giocare a rugby, se gli arbitri capiscono che una squadra vuole giocare a rugby devono tutelarla. E se oggi andiamo a vedere i calci di punizione, abbiamo preso 20 calci di punizione in una partita dove abbiamo avuto l'80% del possesso. Sono cifre che non possono stare insieme queste. Tutto lì. Al di là del gioco, oggi era anche importante valutare la condizione fisica dei ragazzi, perché appunto era la prima partita, vi allenate da praticamente un mese e mezzo, diciamo, per cui come hai giudicato, ecco, la squadra da questo punto di vista? Ma mi sono sembrati in salute, tant'è che quando abbiamo accelerato negli ultimi 15 minuti abbiamo fatto 2 mete, una più bella dell'altra. E sono stati positivi anche, insomma, i giocatori chiamati, insomma, a giocare in posizioni nuove, da Mamo Bernini che ha vinto meritatamente il Man of the Match, a Pippo Vezzosi con il numero 10. Mi ha preso forse un po' troppo la lettera quando ho parlato di rugby positivo Pippo, perché ha giocato da tutte le posizioni di campo, ma bene così, è un tipo di gioco al quale dovremo fare l'abitudine e che speriamo ci porti lontano. Il mercato dei Cavalieri ha portato ben 14 nuovi giocatori, la maggioranza sono promesse, sono giovani sul quale appunto avete fatto una scommessa. Come giudichi, ecco, il livello di questa squadra, dove possono arrivare quest'anno i Cavalieri? Sì, oggi dei giovani nuovi in campo ne avevamo pochi, però penso alla prestazione di Del Nevo che è stato secondo me lì per contendere comunque la palma di uomo del match a Bernini. Ha fatto una prestazione di grandissima sostanza sia come palloni portati che poi in fase difensiva. Cannone è andato bene, Rohan è andato molto bene sia in mischia chiuso che in gioco aperto. Peccato che ha preso una botta in testa, abbiamo dovuto cambiarlo prima della fine del primo tempo. Michele Sepe ha coronato con una meta comunque la sua prestazione buona. Adesso sicuramente mi dimenticherò qualcuno di quelli nuovi che ha giocato, mi scuso, ma è stata positiva. E al di là di quelli che hanno giocato oggi siamo molto contenti di come si sono inseriti tutti gli altri ragazzi nuovi che avranno tempo e modo di farsi vedere. Quest'anno è un campionato che è tornato appunto allargato a 12 squadre, 6 diciamo potenziali scudetto, ci siete voi, il Calvisano, il Viadana, Rovigo e Padova e il Mogliano. Quale tra queste temi un po' di più? Ma ovviamente Calvisano, non l'abbiamo mai battuto l'anno scorso e quest'anno si sono rinforzati ulteriormente. Vado a dire che insomma non li abbiamo battuti ma siamo andati molto vicini, per cui quest'anno uno degli obiettivi è questo, fare meglio dell'anno scorso, per cui per forza di cose dovremmo batterli. No, al di là di loro Viadana è tornato alla grande, ricordiamoci che Viadana non è una neopromossa ma è una squadra che l'anno scorso buona parte di questi giocatori, staff tecnico, staff dirigenziale, insomma affrontava quella che era la Celtic League e l'hanno dimostrato subito vincendo a Mogliano oggi. È un bene secondo me comunque che sia a 12 squadre, ci saranno più partite da giocare, cioè, ci saranno più opportunità appunto per i giocatori giovani di cui parlavamo prima per dimostrare qualcosa e se alla fine dell'anno riusciremo a dare altri giocatori alle Zebre, a Treviso o franchigie di Celtic League saremo i primi ad essere contenti.